Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Walking around in disguise. I was just a lost soul, I needed a guide. And the moment that you came to change my life, you fired up my heart and made me smile. You and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Who's ahead? All fading away by the minute, and I feel alive. You untwisted all of my troubles inside. Like a little piece of heaven finally found. You rebuilt my heart up from the ground. And you and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Oh yeah, yeah. I'm a different person, yeah. Antonino, a te la linea. Caro Simone, buonasera a te, buonasera a Natalia, amiche e amici miei, e buon lavoro ovviamente. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1092 di oggi, mercoledì 3 dicembre dell'anno del Signore 2025, 42esimo genetliaco del mio partner in crime, Lorenzo Viviani. Pensate, è invecchiato di un anno Lorenzo Viviani. Lo prenderò in giro fino all'anno prossimo, già che ci siamo. Cominciamo subito, tanti auguri Lorenzo. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 0292947222 per le vostre telefonate quando lo dirò io. Ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il diritto e rovescio. Andate pure ragazzi. I Verdi tedeschi, che solo 4 anni fa erano al primo posto fra i partiti e la cui segretaria Annalena Baerbock era allora candidata a diventare la nuova cancelliera al posto di Angela Merkel, che aveva deciso di non presentarsi dopo 3 mandati consecutivi, adesso questi Verdi sono in caduta vertiginosa. I Verdi, da primo partito tedesco, sono precipitati in 4ª posizione, ma adesso rischiano anche alle elezioni regionali dell'8 marzo prossimo
rischiano, dicevo, di essere eliminati anche nella Sassonia-Anhalt, dove secondo le previsioni i Verdi raggiungerebbero solo il 3% dei voti, cioè 2 punti percentuali in meno della soglia minima per poter avere almeno un rappresentante nel Consiglio regionale. Insomma, tutti i partiti hanno cicli e controcicli, ma è significativo che i Verdi, che prima facevano il bello e il cattivo tempo nella politica tedesca, abbiano avuto questo tracollo. Bene, abbiamo una zappa al 340-670-9659, eccolo qui, Maurizio. Ciao ragazzi, Antonino, buon Natale. Buon Natale anche te. Oh, Mauri, grazie, sei stato il primo. Ecco, buon Natale, ce lo vogliamo dire in grazia di Dio, buon Natale? Che mi sembra una bella cosa, quindi bravissimo. Mi aggiornate sulla nuova mega casa di Salvini a Roma? Mi hanno parlato di 650 metri quadri, è vero, ha contribuito anche il banchiere Verdini vicino al suo dentista, altro che bilocale milanese. Così so cosa rispondere alle osservazioni dopo la mega villa della Meloni. Grazie da Maurizio. Allora, caro Maurizio, io ti rispondo in calabrese, che ci capiamo prima. Jeno givu mentamani. Traduzione, non sono andato a mettere mano, non mi interessa il 740 di Matteo Salvini, se si è potuto comprare questa villa, non credo abbia rubato i soldi per comprarsela, per cui a maggior ragione sono affari suoi. Poi un'altra cosa, Maurizio, vedi, questo è tipicamente italiano, fare le pulci alle persone quando si possono permettere qualcosa che gli altri non hanno, o che magari è un po' di più o che è di più rispetto a quello che gli altri si possono permettere. È un'invidia sociale che a me francamente mette una grande noia, perché a me sapere che uno si compra una villa o una proprietà di pregio non fa venire l'invidia, fa venire voglia di comprarmene una grande il doppio. Per cui, detto ciò, se l'è comprata, bene, auguri, che se la goda, appunto, fine. Non c'è bisogno di stare a fare sti discorsi, perché questi sono, ti ripeto, questa invidia sociale, che noia, che banalità, dai. Tu sei, tra l'altro, uno degli ascoltatori più arguti nei suoi interventi, quindi credo che non ce ne possa fregare di meno chi abbia pagato e quale sia il 730 e tutto il resto di Matteo Salvini. Dai, concentriamoci sulle cose serie che non sono queste, ma sono portare a casa la finanziaria, portare a casa la rottamazione quinquies, avviare l'autonomia e rivedere la giustizia, portare a casa la riforma della giustizia l'anno prossimo con il referendum e molto altro ancora, perché ne parleremo nel corso di questa puntata. Oh, bella gente, noi tra poco dovremmo avere il qui Parlamento e avremo con noi l'onorevole Eugenio Zoffili. Allora, sigla! Qui Parlamento. Oh, io do il benvenuto all'onorevole Eugenio Zoffili, lo ringrazio del suo tempo. Onorevole, allora, si parla tanto di questa reintroduzione della leva, che poi diciamo che non arriverà ai nostri ragazzi la cartolina con il tagliandino per andare a farsi dare il biglietto del treno o dell'autobus per andare al CAR. Cosa cambia in questa reintroduzione, tra virgolette, del servizio di leva? Sì, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici di Radio Libertà. La Lega ha presentato da tempo, da maggio abbiamo depositato in Commissione di Legge la nostra proposta di legge sulla reintroduzione di un servizio civile e militare, territoriale e universale. Chiaramente la nostra idea, il nostro progetto non è una proposta che è al passo coi tempi, diversa ovviamente dalla leva che conosciamo, e prevede il fatto di dare la possibilità, l'opportunità ai nostri giovani tra i 18 e i 26 anni di prestare servizio per la propria comunità, per il proprio territorio, per un periodo di 3 mesi, un servizio che potrà essere scelto nell'ambito militare o nell'ambito civile, ma accomunato dal fatto
che si presterà il proprio tempo per, diciamo, il soccorso pubblico, per il sociale, penso a un giovane che potrà imparare, uscirà da questi 6 mesi con delle nozioni, delle conoscenze orientate al fatto di saper rianimare una persona, che credo che sia importantissimo per tutti, piuttosto che sapersi comportare in caso di calamità o in caso di calamità naturale o in altre situazioni. Quindi questo, riassunto in pochissime parole, è un po' quello che abbiamo in testa: un servizio militare civile al passo coi tempi, e che possa essere veramente utile per i nostri giovani italiani, e magari anche per quelli che, ahimè, purtroppo hanno preso delle brutte strade. Penso a quei ragazzi che vengono definiti e chiamati maranza, o chi fa parte di una baby gang, o a chi delinque. Ecco, questa per noi rappresenta anche una via, una seconda via per poter fare qualcosa di socialmente utile, investendo bene il proprio tempo per potersi migliorare e magari anche evitare delle cattive strade, perché poi, se parliamo di sicurezza, come ben sapete, ne parlate tanto, abbiamo molto bisogno anche che insomma sia implementata, potenziata, e possiamo farlo anche attraverso questo strumento. Certo, e soprattutto, ecco, più o meno quanto dovrebbe durare questo periodo, non diciamo di servizio militare, chiamiamolo di servizio allo Stato? Ma noi, nella nostra proposta di legge, che ho chiesto personalmente in Commissione Difesa di incardinare il prima possibile, abbiamo previsto una durata di 6 mesi. Poi si tratta di una legge delega, e detto in parole semplici, poi i dettagli ovviamente ci sarà un iter e verranno demandati al governo. Diciamo, un aspetto che la differenzia rispetto alla leva del passato è che l'abbiamo concepita e prevista su base territoriale. Cosa vuol dire su base territoriale? Vuol dire che una ragazza o un ragazzo potranno prestare servizio nella propria provincia, nella propria regione, e solo se daranno la disponibilità, solo se lo vorranno, nel resto del paese. Certo, capisco. Onorevole, siamo alla fine di un anno, diciamo così, molto contorto e molto teso sul piano internazionale. Quali pensa che saranno gli obiettivi della difesa italiana nel prossimo anno? Guardi, io adesso sono collegato, in questo momento sto trattando proprio questioni che riguardano il nostro paese, ma a livello internazionale mi trovo a Vienna e sto partecipando al bureau, all'ufficio di presidenza dell'OSCE, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che è l'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, che conta 57 stati membri e 11 partner, e di cui sono anche il vicepresidente di tutta l'organizzazione, e sia come vicepresidente dell'OSCE sia come capogruppo della Lega in Commissione Difesa, la priorità e quello che mettiamo davanti a tutto è il lavoro fatto con impegno e con il cuore per la pace. Quindi, se lei mi chiede cosa ne pensa della situazione in Ucraina, o quella di altri scenari, in particolare sull'Ucraina, ovviamente, visto quanto sta emergendo anche nell'ambito della corruzione o d'altro, da italiano, e condivido assolutamente, da parlamentare italiano, quanto espresso il nostro segretario federale della Lega, il nostro segretario Matteo Salvini. Vogliamo vederci chiaro: prima di inviare armi, prima di inviare ulteriori armi, insomma, vogliamo vederci chiaro e capire come insomma, quello che sta succedendo, e prima di spendere altri soldi degli italiani, insomma, un attimo, insomma, sosteniamo quello che sta facendo il presidente Trump per portare la pace. Di questa pace ne abbiamo assolutamente bisogno, e questa visione
la stiamo portando anche negli ambiti internazionali, dove devo dire che ho trovato apprezzamenti rispetto a quanto la Lega ha espresso in Italia a proposito dell'Ucraina. Molto bene, allora io la ringrazio e insomma al piacere di risentirci presto. Se non ci risentiamo cominciamo a dircelo che fa bene. Buon Natale. Sempre buon Natale, buon Santo Natale aggiungerei. Esatto. Un Santo abbraccione Natale a del tutti, Signore. anche a chi lavora in regia. Viva Radio Libertà. Grazie onorevole di nuovo. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Al mercato Mazzarello dove trovi questo e quello e c'è pure un pappagallo con il becco giallo, un dentino picchiatello, non sa dire portobello, ma per dare vuole il ritornello. Portobello!
sono stufo, con uno dei Beatles lo vorrei cambiare. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie. Big Ben non ha detto stop. Big Ben dice stop alle 19:45 quando chiudiamo la trasmissione, ma caro Simone, grazie per avermi dato il là e permettermi di ricordare un uomo per bene, una persona squisita, una persona che fu oggetto di una violenza oscena, pornografica da parte della giustizia italiana, che venne oscenamente violentato anche da tanti bravi italiani per bene, tanti bravi italiani per bene che lo bollarono subito della fama di spacciatore e di camorrista e che alle figlie di questo galantuomo, e io lo dico a bocca piena, galantuomo, ecco, facevano il gesto delle manette, come poi l'avrebbe fatto tanti anni dopo Mourinho in altre situazioni. Questo galantuomo rispondeva e risponde ancora al nome di Enzo Tortora e stasera avremo modo di ricordarlo più tardi con l'amico Felice Manti, perché la sua compagna Francesca Scopelliti è diventata presidente di uno dei comitati per il sì al referendum sulla giustizia. Quindi vi invito, quando sarà il momento, ad andare a votare al referendum. Ancora un'altra zappa al 340-670-9659. Berengario in Subrico saluta e commenta la notizia dell'appartamento del nostro ministro, con tanti auguri anche a me di poterlo comprare un giorno. Ma la cosa che io penso è che all'italiano medio, non tanto per l'invidia quanto per il fatto che Salvini è stato eletto ed è stato scelto come ministro per far sì che anche gli altri possano permettersela prima o poi una casa così, ma le condizioni fino ad adesso non mi sembra che siano migliorate più di tanto. Comunque io lo ringrazio sempre, soprattutto per essere il nostro ministro dei lavori pubblici, quindi sono un agente di commercio e quindi mi interessa particolarmente la cosa. Che cosa c'entri un'abitazione privata con le autostrade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, non l'ho capito, Berengario, però io vorrei chiuderla qua, questa storia di questa invidia sociale o comunque di queste sterili polemiche sulla casa di Salvini, citando per tutti e per ciascuno, perché le poesie, vedete, diceva Eugenio Montale, hanno questa capacità, sono dei messaggi in bottiglia e alle volte possono attraversare anche decenni o addirittura secoli prima di arrivare al destinatario. Ecco, io credo che questa sera questa poesia di Rudyard Kipling, If, Se, abbia trovato come destinatari tutti quelli che stanno facendo questi discorsi sterili. Allora, se mi posso permettere, visto che la poesia è lunga, mi rifarò alla parte finale di If, che dice questo: se riuscirai a fare solo un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarle in un colpo solo a testa e croce e perdere e ricominciare di nuovo dal principio senza mai far parola della tua perdita, se riuscirai a costringere cuore, nervi e tendini a servire il tuo traguardo quando sono da tempo sfiniti e tenere duro quando in te non resta altro se non la volontà che dice loro tenete duro, se riuscirai a parlare alla folla e conservare la tua virtù, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà ma nessuno troppo, se riuscirai a riempire l'inesorabile minuto con un istante del valore di 60 secondi, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa e, quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Intelligenti Pauca. Bene, con questo chiudiamo questa pagina alle 18:38 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso io vi porto da un amico che torna stasera a Zoom, non aveva molto tempo quest'oggi per motivi ovviamente contingenti, visto che fa l'inviato di guerra per conto di Avvenire, il nostro Nello Scavo, e che ringrazio ancora una volta per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Ma prima di discutere di quello che Nello ha scritto stamattina su Avvenire, di cui vi riferirò tra poco,
Voglio darvi le agenzie in particolare sul tema della guerra in Ucraina. Allora, la guerra in Ucraina, dice la BBC, qui siamo arrivati a un punto morto e parla Mark Rutte, il capo della NATO, l'unico che può davvero sbloccare la situazione è il muro contro muro tra i russi e gli ucraini, è una persona soltanto, e quella persona si chiama Donald Trump. Questo è quello che dice Mark Rutte parlando dopo un incontro appunto della NATO in quel di Bruxelles. E dice anche: Putin ritiene che può surclassarci, ma noi non abbiamo intenzione di andare da nessuna parte. Poco prima il Cremlino aveva detto che è sbagliato suggerire che Putin abbia rigettato tutte le proposte del piano di pace in 19 punti sottopostogli dagli americani nei colloqui che si sono svolti ieri sera. Peskov, il suo portavoce, ha detto che alcune parti sono state accettate, ma che altre erano inaccettabili. Tra l'altro, vi ricordo anche che, già che ci siamo, la situazione è tale che in questo momento siamo allo stallo tra le due parti e in questi giorni ci sarà tra l'altro l'incontro tra i mediatori americani, quindi Witkoff e Jared Kushner, che è il generissimo di Trump, con la delegazione ucraina guidata da Rustem Umerov negli Stati Uniti d'America, e quindi anche lì faranno il punto della situazione. Mentre tutto questo accade, il nostro Nello Scavo stamattina scriveva una cosa a proposito del Donbass. È iniziata da parte dei russi una russificazione forzata, cioè attraverso una serie di provvedimenti di carattere fiscale, di carattere legislativo, i cittadini ucraini che ora si trovano nei territori conquistati dai russi, se vogliono continuare ad avere uno status legale, quindi poter andare per esempio in giro con la macchina e così via, devono fare le targhe russe. Per poter fare le targhe russe devono pagare le tasse a Mosca. Per pagare le tasse a Mosca devono chiedere il passaporto russo e devono quindi fare domanda di cittadinanza russa. Perché tutto questo? Ecco, questo ce lo spiega tra poco l'amico Nello Scavo. Ragazzi, andate pure. Allora, io ho il piacere di ritrovare stasera l'amico e collega Nello Scavo di Avvenire, coraggioso inviato di questo bel giornale, e in particolare io lo ringrazio, il nostro Nello, del suo tempo. Nello, stamattina tu sei su Avvenire, Donbass, lo zar vuole solo veri russi, è cominciata già la russificazione forzata. Cosa vuole Putin dal Donbass? O meglio, quello cosa è fa? stato chiaro fin dall'inizio. Putin aveva intenzione di conquistare tutta l'Ucraina, poi ho dovuto fare i conti con la realtà sul campo, che è cambiata, arretrando dal controllo che superava un terzo del paese ad oggi che sta tra il 19 e il 20%, per quanto ci siano dei progressi nell'avanzata russa. Però Putin ha bisogno di costruire un mondo russo per ragioni ideologiche da una parte e per ragioni pratiche dall'altra. Quelle ideologiche sono appunto di creare un'identità comune all'interno di una federazione che è fatta di molte regioni, molte etnie, e quindi questo piano decennale ha questo scopo: creare, diciamo, un mondo dei russi per russi, in cui tutti si sentano russi, in qualche modo russificati, entro 10 anni. L'obiettivo in realtà è provare a farcela con il 95% della popolazione dell'intera federazione. E il Donbass naturalmente è, da questo punto di vista, la ciliegina sulla torta che manca a Putin, perché è il pezzo di Russia che Russia non è, ma che lui a tutti i costi vuole conquistare. Sappiamo che ha chiesto addirittura la consegna dei territori che non è riuscito a occupare militarmente, e quindi sono in corso una serie di operazioni. E concludo questa parte con l'aspetto pratico. Qual è? È che costringendo i residenti del Donbass a chiedere e ottenere quindi il passaporto russo, avrà un'arma negoziale in più, perché potrà sedersi tra poche settimane, quando i negoziati
presumiamo cominceranno a muoversi in maniera un po' più concreta di quanto non stia accadendo adesso, affermando che la maggioranza della popolazione del Donbass, sono circa 3 milioni i residenti attuali su 6 milioni prima della guerra, sono cittadini russi perché hanno il passaporto russo e quindi vanno protetti, e per il solo fatto di aver chiesto e ottenuto il passaporto russo è come se avessero, diciamo, firmato o si fossero presentati a un referendum per confermare la loro adesione al mondo russo, e questo è il grande schema. Certo. Nello, senti, ma che clima c'è a livello di morale in Ucraina? Può collassare il fronte interno? Ma allora, ci sono una serie di problemi che riguardano il fronte militare. Da mesi noi scriviamo che i militari sono molto scontenti della guida del generale Sirski, che ha preso il posto del generale Zaluzny, che aveva avuto delle frizioni con Zelensky ed era stato poi incaricato dell'ambasciata ucraina a Londra, e che peraltro nei giorni scorsi si è rifatto vivo con un documento di una trentina di pagine in cui sostanzialmente critica gli ultimi mesi di conduzione politico-militare della guerra. L'umore quindi c'è, da una parte diffidenza da parte dei soldati che però continuano a combattere. Nella popolazione civile c'è molta stanchezza, ci sono delle aree in cui la popolazione è letteralmente esausta, ma questo non vuol dire che siano pronti a cedere alle richieste di Mosca, e questo può risultare sorprendente, però stando lì si capisce, perché c'è un dettaglio che tante volte trascuriamo, e cioè che le aree nelle quali si sta combattendo erano state occupate dalle forze russe nel 2022, liberate dalla prima controffensiva ucraina di successo, a differenza di quelle successive, e quindi è gente che ha conosciuto per 9-10 mesi, anche 11 in qualche caso, cos'è lo stato di polizia russo, e non vogliono assolutamente né avere i russi come vicini di casa all'interno, diciamo, delle regioni che andrebbero eventualmente divise, e allo stesso tempo non vogliono minimamente pensare alla sola possibilità che possano tornare sotto occupazione russa. Quindi c'è questo atteggiamento di stanchezza, di fatica, che però non vuol dire rassegnazione alla pretesa militare di Putin. Oggi più che in passato però aumenta la quota di popolazione che dice: ok, troviamo un accordo sul Donbass occupato, solo su quello, proviamo a salvaguardare il più possibile la popolazione civile di quelle terre, ma assolutamente non regaliamo nessun altro centimetro alla Russia. Nello, io non ti rubo più tempo e ti pongo solo 2 ultime questioni. Sì. La prima, la corruzione endemica, addirittura Yermak, il braccio destro di Zelensky, che viene cacciato via, lui dice: "Me ne vado al fronte a riscattare il mio onore". Che cos'è? Mani pulite versione 2025 con in più anche una guerra? La seconda, gli americani caveranno un ragno dal buco con Putin? Beh, comincio dalla seconda. Al Sì. momento gli americani non stanno cavando nulla, e Putin che al contrario cava molto. Dobbiamo ricordare che poche settimane fa scadeva uno dei tanti penultimatum Sì. di Trump, in particolare su una serie di sanzioni ulteriori sull'economia russa, e riuscendo a fingere di negoziare, Putin guadagna tempo e Trump non lo può naturalmente sanzionare, visto che in teoria un dialogo è aperto. E peraltro abbiamo visto, grazie tra l'altro alla scoperta di un amico, un collega del Guardian che si chiama Luke Harding, con cui ero a Kiev in quei giorni, si è appunto potuto documentare come la prima bozza americana di accordo di pace in 28 punti in realtà era stata scritta inizialmente in russo, e Harding se n'è accorto perché lui stesso è un giornalista che parla benissimo il russo, è stato a Mosca per tanti anni, è stato espulso da Mosca, e quando ha letto quel testo ha capito che c'erano quegli errori di traduzione tipici nella sintassi che commettono gli anglosassoni, e poi naturalmente ha avuto verifiche ulteriori. Però questo è un elemento di preoccupazione, e dice anche di come il buon giornalismo può anche cambiare la storia, perché in questo caso è stato smontato quell'accordo, altrimenti sarebbe andato molto, diciamo, vicino ad ottenere una sorta di approvazione a malincuore anche da parte dei cosiddetti volenterosi. Quindi gli americani in questo momento stanno facendo molta fatica, perché loro stanno affrontando la questione da un punto di vista soprattutto economico, ma non hanno capito che a Putin l'economia interessa, ma la politica di più.
E quindi diciamo su questo terreno Putin è certamente avvantaggiato, almeno fino a questo momento. E l'altra domanda che mi facevi appunto su in generale poi Sì, il appunto, è contesto. Mani Pulite versione 2025 con in più una guerra? Sì, è così, però da una parte dimostra che cosa? Che l'Ucraina è una giovane democrazia con un sacco di problemi, naturalmente quello della corruzione tra questi, ma che nonostante ciò riesce a trovare degli anticorpi, perché le inchieste sulla corruzione sono condotte ormai dall'inizio della guerra, soprattutto dai giornalisti ucraini, perché spesso c'è questa vulgata secondo cui non esiste stampa libera in Ucraina, invece noi documentiamo che tanti colleghi denunciano corruzione minima, su minima scala e anche su grande scala già da 4 anni, e sono giornalisti che però sostengono anche la lotta ucraina per la difesa del proprio spazio. E l'altro aspetto è che c'è una autorità anticorruzione che riesce a lambire addirittura l'ufficio del presidente. Ricordiamo che a luglio Zelensky voleva riformare queste autorità e decine di migliaia di persone sono scese in piazza costringendo Zelensky a fare un passo indietro, più di un passo indietro. Oggi però la gente non scende in piazza, anche se c'è soddisfazione per il risultato di queste indagini, perché il grande timore è quello, come sta accadendo nella propaganda anche in Italia, di stare di fianco a Vladimir Putin e usare queste divisioni interne per indebolire ulteriormente l'Ucraina. Qual è il tema dei temi? È che naturalmente si è creato un livello di tensione e polarizzazione anche all'interno della società ucraina, anche nei settori, diciamo, combattenti, per cui il grande timore è che se non si arriva a un accordo di pace che sia minimamente soddisfacente per l'Ucraina, possano esserci anche occasioni di scontro interno. E in un paese dove circolano così tante armi per effetto della guerra, questa prospettiva non è rassicurante. Insomma, tratteniamo il fiato e speriamo in bene. Speriamo in bene, speriamo che ci siano persone di buona volontà che vogliano, diciamo, anche affrontare il negoziato in maniera un po' più concreta. Qualcosa, come in ogni negoziato, bisogna cedere perché fa parte dei compromessi, qualcosa si guadagna, però ecco, quello che chiede la popolazione soprattutto è sicurezza, cioè che la guerra finisca ma che non ricominci domani e che non debbano preoccuparsi di un vicino da cui si sono sentiti traditi. Ricordiamo che tante famiglie ucraine e russe sono famiglie miste di ucraini e di russi, e quindi diciamo questo affratellamento che c'era stato negli anni soprattutto post-sovietici oggi è diventato motivo di conflitto anche all'interno delle famiglie, e questo seme della discordia rischia naturalmente di in qualche modo generare poi delle tensioni anche su scala più grande all'interno del paese. Sarà duro avere una pace duratura. Ti ringrazio del tuo tempo. Grazie, a presto. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Simone. E fin qui diciamo che le cose stanno in questi termini. Ora io vi do una notizia battuta 2 minuti fa dalla BBC. L'Ungheria non invierà denaro o armi all'Ucraina. Questo è quanto dichiara il ministro degli esteri Peter Szijjártó, lo ha detto dopo il meeting tra i ministri degli esteri della NATO per discutere la pace in Ucraina e la proposta europea di finanziare l'Ucraina attraverso gli asset congelati dei russi. A seguito appunto dell'incontro NATO dei ministri degli esteri, Szijjártó ha detto nel corso di una conferenza stampa: un brutale fanatismo di guerra si è impossessato dei membri europei della NATO. Questo li acceca e li rende incapaci di prendere delle decisioni razionali. Ha anche accusato i membri della NATO di minare gli sforzi di pace del presidente Trump ed ha anche aggiunto che appoggia completamente quanto Trump sta facendo. Poco prima, sempre Szijjártó aveva detto che sarebbe impossibile da parte dell'Ungheria accettare l'accordo, diciamo, di massima dell'Unione Europea di eliminare il consumo di gas russo entro l'anno 2027, che è stato annunciato stamattina. Ha anche aggiunto che il suo paese, insieme con la Slovacchia,
si rifiuterà e soprattutto sfiderà l'Europa davanti alla Corte Europea di Giustizia. Quindi, come vedete, le ruote della storia stanno girando molto rapidamente e come vedete le cose stanno anche, diciamo così, vedendo tutta una serie di colpi di scena. 0292947222, il telefono è aperto se volete intervenire, oppure 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Nel frattempo, mentre aspettiamo le vostre telefonate, le vostre eventuali telefonate, diamo un'occhiata anche all'ADN Cronos. Ancona, donna picchiata a morte in casa, si cerca il marito, era già stato arrestato per maltrattamenti. La vittima, di origini macedoni, aveva 49 anni. L'uomo, operaio di un'azienda locale, questa mattina non si è presentato al lavoro e non è reperibile. Femminicidio nelle Marche, scrive l'ADN Cronos. Una donna di 49 anni, di origini macedoni, è stata trovata morta oggi attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monteroberto, in provincia di Ancona. In base a quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, sarebbe stata picchiata a morte dal marito, connazionale operaio in un'azienda locale, che stamattina non si è presentato al lavoro e non è reperibile. L'uomo era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione. I militari sono sulle sue tracce. A quanto apprende l'ADN Cronos, il marito della donna era stato arrestato lo scorso 12 di aprile per maltrattamenti e sottoposto anche alla custodia in carcere. La donna, trovata morta in casa, era riversa sul letto con segni di percosse ed evidenti lesioni alla testa. A dare l'allarme è stato il datore di lavoro, dopo che la donna questa mattina non si è presentata. I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato la porta di casa aperta e le chiavi inserite. Sul posto il magistrato di turno della Procura di Ancona, i carabinieri del nucleo investigativo e della sezione investigazioni scientifiche di Ancona e della compagnia di Iesi. Quindi questo è quanto per il momento sappiamo di questo atroce femminicidio, o meglio, sembra proprio essere un femminicidio. Non ci sono parole, veramente. Non ci sono parole. Mi chiedo che umanità possa avere chi compie un gesto del genere. È una cosa che mi lascia sempre esterrefatto quando mi tocca riferire dettagli di questo tipo. Va bene, vediamo ancora altre notizie, sempre dall'ADN Cronos. Non so se ve lo ricordate, Mario Roggero, quel gioielliere di Grinzane Cavour che era stato rapinato, ecco, sparò e uccise 2 rapinatori, ridotta la condanna al gioielliere Mario Roggero. Il gioielliere, assoluzione, non hanno avuto il coraggio. Siamo sempre sull'ADN Cronos, condannato a 14 anni e 9 mesi, così ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Torino per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile del 21, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal Tribunale di Asti a 17 anni e la Procura Generale di Torino, nell'udienza del 12 novembre scorso, aveva chiesto la conferma della pena. È prematuro un commento. Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi faremo ricorso in Cassazione. Le parole di Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, commentando la sentenza. Avessero avuto coraggio? Sì, non hanno avuto coraggio, ha poi risposto Roggero a chi gli domandava se si aspettava l'assoluzione, commentando a caldo la condanna. Confermando, come già nelle dichiarazioni spontanee rese in mattinata, di aver agito per legittima difesa, se non avesse alzato l'arma non avrei sparato, Roggero, a chi gli chiedeva delle vittime, ha osservato: il dispiacere certamente c'è, però le vere vittime siamo state noi e nessuno dei loro familiari ha detto scusate per cosa è successo, per avere un figlio del genere. La nostra vita in questi anni è cambiata, c'è grande tensione emotiva per quello che è successo. Prima di venire delle mie figlie ha pianto fino alle 3 di notte. A proposito poi della presenza stamattina in aula di molti sostenitori che lo stesso gioielliere aveva invitato a venire con un post sui social, Roggero ha sottolineato: l'affetto in cui speravo è arrivato. Ho visto miei ex compagni di scuola che non mi aspettavo di vedere, tanti lavoratori sono venuti perdendo un giorno di lavoro, mi ha fatto piacere. Adesso aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi vedremo che cosa succederà in Cassazione, ha concluso, evitando giudizi sulla giustizia italiana. Preferisco non esprimermi, si è limitata a rispondere. Ho agito
Per legittima difesa, se lui non mi puntava la pistola non sparavo, volevo solo salvare mia moglie, ho solo voluto proteggere la mia famiglia. Per la terza volta mi ha puntato l'arma in faccia, ero terrorizzato, ho esploso il colpo per salvarmi la vita, non avevo intenzione di uccidere, ma non volevo essere ucciso, ho agito per legittima difesa, aveva spiegato stamane Roggero nelle dichiarazioni spontanee al processo d'appello. In 16 pagine il gioielliere aveva ripercorso la rapina subita nel 2015, i furti in casa tra il 14 e il 15, spiegando che la nostra vita è stata rovinata moralmente, fisicamente, psicologicamente da quell'episodio. Sono un uomo di quasi 72 anni, provengo da una famiglia molto modesta, di agricoltori e operai che sudavano il salario senza cercare scorciatoie, come ahimè ha fatto e fanno. L'inizio delle dichiarazioni durate 27 minuti, interrompendosi solo una volta per bere un po' d'acqua. Sono stato letteralmente massacrato di botte, mia figlia è stata picchiata e minacciata di morte, mi hanno portato via 270.000 euro di merce, sottolineava. E osservava, da allora la nostra vita non è stata più la stessa, continuiamo a vivere in uno stato di paura costante, di profondo turbamento. Ogni sconosciuto che si avvicina al negozio ci riporta a quei momenti di terrore e quando si vive nel terrore non si ragiona. Proseguiva poi raccontando i diversi furti subiti in pochi mesi a casa tra il 14 e il 15, chiedendosi com'è possibile vivere in un clima di terrore a seguito dei traumi indelebili subiti da me e dalla mia famiglia. Quindi Roggero è arrivato alla rapina dell'aprile del 21. Dopo 1000 difficoltà economiche e circa 2 anni di chiusura per l'emergenza Covid, eravamo riusciti a riaprire il negozio e quando i rapinatori entrati in negozio hanno minacciato mia figlia e mia moglie, mentre io ero dietro in laboratorio, immaginate terrore, disperazione e memore della rapina di 6 anni prima, ho pensato Cristo di nuovo e ha poi aggiunto gravissime inesattezze sono state dette e scritte nei miei confronti e determinato la mia condanna in primo grado a 17 anni di carcere, praticamente l'ergastolo per una persona di quasi 72 anni e questo solo per aver difeso la mia famiglia e me stesso. Adesso pausa, ci ascoltiamo Nino Ferrer con Viva la campagna del 70 e torniamo tra poco. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Io sto in città, son come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là a gran velocità con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha, amici non ne ho e parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma viva la campagna che mi dà un arcobaleno sereno, l'odore del fieno, il canto corale di 1000 cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel cielo, ma io sto in città, cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità, in macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già, la gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma viva la campagna che mi dà tutti
tutti questi grilli, birilli, cavalli, coltelli, mulini, bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, porchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne. Antonino di nuovo a te la linea. Grazie cara Natalia, alle 19, 3 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1092 di Zoom. Questa sera, mercoledì 3 di dicembre, l'anno del Signore 2025. Allora, io stavo leggendovi prima appunto l'ADN Cronos con le dichiarazioni di Mario Roggero, il gioielliere che si è visto in appello ridotta la condanna per aver sparato ai rapinatori che nel 2021 avevano fatto irruzione nella sua gioielleria. Ecco, manca una parte, ve la voglio leggere, perché qui racconta Roggero come si sono svolti i fatti, sempre dall'ADN Cronos. Allora, vi dicevo, raccontando l'accaduto, Roggero ha proseguito: nella colluttazione i rapinatori hanno perso la mascherina mostrando i loro volti e questo mi ha spaventato ulteriormente perché erano diventati riconoscibili. E ancora, Mazzarino mi ha puntato la pistola urlando "ti sparo, t'ammazzo", mentre Spinelli, secondo il suo racconto, si è fatto riconsegnare la pistola e me l'ha puntata in fronte, dicendo che avrebbe sparato se non consegnavo la merce, e ha subito cominciato a fare il conto alla rovescia. A quel punto Roggero ha riferito di essersi ricordato di avere nel cassetto sotto la cassa una pistola. Erano attimi concitati, ha detto, e ho temuto che avessero preso mia moglie. Dai video che poi ci hanno fatto vedere mi contestano che si vede mia moglie passarmi accanto. Io non ricordo di averla vista. Durante momenti di profondo terrore il cervello può anche non registrare. Arrivato vicino all'auto sparo un colpo sulla portiera allo scopo di spaventarli, temendo che dentro l'auto potesse esserci anche mia moglie. Mai avrei sparato ad altezza d'uomo, ha proseguito Roggero continuando. Spinelli mi punta l'arma in faccia, ero terrorizzato, esploso il colpo per salvarmi la vita. Pensavo ci fossimo sparati contemporaneamente, non riuscivo a capire se avesse sparato anche lui. Senza alcuna intenzione di uccidere, ma solo per non essere ucciso, lo colpisco sopra la natica destra. Poi esplode un altro colpo nei confronti di Mazzarino, colpendolo più o meno nello stesso punto. Ma nella concitazione lui si muove, s'accovaccia e il proiettile finisce sopra la spalla destra. Quanto all'ultimo rapinatore, pensavo che anche lui fosse armato, ha concluso invocando ancora una volta, come in primo grado, la legittima difesa. Pensatela come volete, ma mi chiedo che cos'altro sarebbe stato possibile fare in una situazione del genere, in cui più volte vieni minacciato di morte, più volte ti puntano la pistola addosso, addirittura te la mettono alla tempia e cominciano a fare il conto alla rovescia. Queste robe non sono scherzi, queste robe non sono film. E poi puntualmente ti puntano ancora la pistola perché ti vogliono ammazzare. Ma detto tra noi, scusate, io nella mia vita non sono andato mai a rapinare nessuno. Non so voi, ma io ho sempre evitato di mettermi davanti alla canna di una pistola e men che meno di entrare in un posto e rubare qualcosa. Tutto qui. Va bene, 0292947222 se volete intervenire. Questo non è giustizialismo, attenzione. Non è giustizialismo, è un principio. Il principio è che tu devi difendere la tua vita e quella dei tuoi cari e devi avere il diritto di difendere la tua proprietà, avere la sicurezza, la serenità di fare il tuo mestiere. L'altro principio è che se vuoi qualcosa vai a lavorare, non vai a rubare. Non vai a rubare e non minacci di morte nessuno con la pistola in mano, molto semplicemente. Va bene, il pezzo che avete ascoltato nella ripresa, intanto sono quasi le 19:08 sulle magiche onde di Radio Libertà. Il pezzo che avete ascoltato nella ripresa è di Nino Ferrer, Viva la campagna. Perché? Perché adesso noi andiamo in Europa, signore e signori, a parlare con Raffaele Stancanelli, eurodeputato dei Patriots for Europe, ovviamente in quota Lega, che si occupa appunto di agricoltura. Con lui abbiamo parlato della politica agricola comune, che significa i soldi che devono ricevere i nostri agricoltori per poter continuare a fare il loro dovere, ma soprattutto per il Mercosur, cioè tutta quella
quell'entità, quell'organismo internazionale che racchiude prevalentemente i paesi del cono sud dell'America Latina, tra cui anche l'Argentina, e che hanno la libertà di esportare verso l'Europa roba che viene prodotta senza il rispetto delle regole che invece i nostri agricoltori devono tassativamente rispettare per garantire la nostra salute. E allora, signore e signori, noi adesso andiamo con qui Europarlamento con l'onorevole Raffaele Stancanelli. Andate pure, ragazzi. Qui Europarlamento. E allora, per questa puntata di qui Europarlamento, io ho il piacere di parlare con l'onorevole Raffaele Stancanelli e in particolare stasera parliamo di agricoltura in Europa. Onorevole, senta, è da un po' di tempo che sui giornali è passata un po' in sordina la questione Mercosur. Che cosa sta succedendo tra l'Unione Europea e appunto il Mercosur, che è il mercato comune dei paesi latinoamericani? Qual è il rischio per la nostra agricoltura? E penso a dei concorrenti pericolosi come ad esempio l'Argentina. Io la ringrazio per questa domanda perché ha ragione lei, purtroppo è passato un po' sotto silenzio e purtroppo passa anche un messaggio che per quanto riguarda l'agricoltura è pericoloso. Qual è il messaggio? Che nella storia dei rapporti commerciali gli accordi di libero scambio hanno sempre portato a qualcosa di positivo e su questo non posso non essere d'accordo. E tanto è vero che in Italia vi sono tante correnti di pensiero, specialmente all'interno dell'industria, che vedono di buon occhio questo accordo. Qual è il problema vero? Che per quanto riguarda l'agricoltura, specialmente fra l'altro per alcuni settori dell'agricoltura, questo accordo è deleterio se non si applica il principio della reciprocità. Cosa intendo dire? Intendo dire che quando in Europa ha ragione sono state introdotte nei vari anni delle regole in materia di utilizzo di fitosanitari rivolte alla salvaguardia della salute e del benessere alimentare, queste stesse regole non solo non si applicano, ma vengono completamente, come posso dire, pretermesse nei mercati appunto del Mercosur. Il che cosa comporta? Comporta che noi imponiamo ai nostri agricoltori giustamente delle regole per far sì che ci sia un benessere alimentare, ma allo stesso tempo procediamo all'acquisizione, alla importazione di prodotti che di quelle regole se ne fregano, che produce non soltanto danni alla salute, ma produce anche un impoverimento delle nostre risorse, perché lei si rende conto che non utilizzando e non dovendo utilizzare quelle regole, il prodotto del Mercosur è un prodotto molto più scadente e più a buon prezzo e invade i nostri mercati. Quindi noi otteniamo due effetti negativi: l'impoverimento dei nostri agricoltori che non riescono a tenere la competizione con i produttori sudamericani, e nello stesso tempo importiamo prodotti non igienicamente sani. Questa è una cosa importante che voglio sottolineare. E se non ci sono i controlli per la reciprocità, noi avremo mandato al massacro l'agricoltura italiana e l'agricoltura europea. Se a questo poi aggiungiamo che da un punto di vista sociale, oltre quindi che ambientale, non vengono rispettate le regole che noi rispettiamo per tutelare i lavoratori, è chiaro che il prodotto arriva a prezzi irrisori qua, i prodotti del continente sudamericano, il che produce ulteriore danno. Spero di essere stato chiaro. Sì, insomma, per dirla in termini ancora più banali, noi dobbiamo guidare con le cinture di sicurezza allacciate in tema appunto di sicurezza. Loro non hanno le sue cinture. Loro possono pure addirittura superare i limiti di velocità, oltre a non mettere la cintura. Lei ha perfettamente interpretato qual è il sistema che col Mercosur stiamo creando in Europa. E
Immagino che al centro appunto dei problemi di sicurezza ci sia pure tutto il dibattito sul glifosato e così via. Certo, appunto, lei immagini cosa succede con il grano che noi importiamo dal Canada. Succede la stessa cosa. Noi abbiamo prodotti di prima qualità, ma chissà che tipo di pasta o di pane mangiamo noi nel momento in cui arrivano tutti questi prodotti a buon prezzo o a prezzo stracciato nei confronti dei prodotti europei, e quasi crea anche l'impoverimento dei nostri agricoltori. Infatti. E che cosa si può fare innanzitutto per porre un argine a questa eurofollia? La possiamo definire così? Perché è veramente il mondo al contrario, per usare le parole. Ma certo che la possiamo chiamare eurofollia, ma guardi, noi facciamo la nostra battaglia con il Parlamento europeo, spesso inascoltate perché i gruppi di maggioranza, per gruppi di maggioranza intendo la maggioranza che si è creata attorno alla von der Leyen, non ci sentono. Devo dire che nell'ultimo periodo qualche, non molte, rinsavimento all'interno del partito perno di questa alleanza, che è il Partito Popolare, qualche ravvedimento lo incominciamo a intravedere, non so fino a che punto però riusciranno a divincolarsi dalla morsa che purtroppo stringe l'Europa ormai da parecchio tempo, l'alleanza tra popolari, socialisti, verdi, liberali e quant'altro. C'è questa maggioranza von der Leyen, Ursula, che sta affossando. Guarda, le faccio l'esempio dell'automotive. Lei sa che la passata legislatura è stata caratterizzata dalla follia ideologica del Green Deal. Stiamo attenti, io non sono contro il Green Deal, io sono per l'ambiente, ma una cosa è essere per l'ambiente, una cosa è essere ideologizzati pensando che tutto debba inchinarsi al dio ambiente a scapito della produttività. Le dicevo, l'automotive, hanno massacrato l'industria automobilistica perché a tutti i costi si doveva arrivare entro il 2035 come posso dire, le macchine solo elettriche si potevano utilizzare e vendere, e questo ha prodotto la crisi dell'economia dell'automobile, in modo particolare quella tedesca, che fra l'altro si ripercuote anche sull'economia italiana, perché molte componenti vengono prodotte in Italia. Oggi si sono accorti che è una follia. Perché è una follia? Ma perché se tutto viene fatto per arrivare a un ambiente più libero da CO2, se si fosse preso in considerazione che i 27 paesi dell'Unione Europea inquinano per l'8% rispetto al 92% delle altre nazioni, tipo la Cina e quant'altro, e per fare le auto elettriche ci vogliono le batterie al 95% vengono prodotte in Cina. Ci si rende conto che era una follia, tutto a favore dell'industria cinese e quindi a favore dell'inquinamento più totale. Oggi pare che rinsaviscono. Oggi abbiamo proprio in questi giorni abbiamo sentito il governo tedesco, il cancelliere Merz, che ha detto: attenzione, forse l'auto elettrica nel 35 non è possibile essere totalizzante. Ecco, forse qualcosa la incominciano a capire, ma in effetti la follia, il maggior fautore di questa follia è stato Timmermans, che è stato un disastro per l'economia europea, per l'economia italiana e per l'economia dell'agricoltura. Forse qualcosa la incominciano a comprendere. Verrebbe da dire miracolo, onorevole. Miracolo, ma no, il miracolo no, la verità è un'altra. Che io le faccio un esempio: nella passata legislatura i partiti che io chiamo pragmatici, non i partiti ideologizzati, quando si votava in Parlamento europeo, gli emendamenti che noi presentavamo prendevano 100, 120, 130 voti al massimo, e gli altri arrivavano a 500 i voti contrari. Oggi, dopo le elezioni del 2024, questa proporzione è cambiata, perché oggi si può vincere, si può perdere, ma non ci sono questi risultati 100 contro 500, 280 contro 320 o addirittura 330 contro 270. Quindi c'è stata una spinta
dell'elettorato e dell'opinione pubblica che hanno capito come l'ideologia non paga. Senta, passo ora a un altro argomento che anch'esso è molto delicato e molto sentito dagli agricoltori nel nostro paese e non solo. La PAC. Ieri, tra l'altro, c'è stata proprio una delegazione di Fedagripesca Confcooperative che si è presentata a Bruxelles. C'è stato questo incontro con gli eurodeputati italiani e con la presidente della Comagri, Veronica Vrecionova. E io ho qui una dichiarazione di Raffaele Drei, che è il presidente appunto di Fedagripesca Confcooperative, 3.000 imprese cooperative agroalimentari rappresentate da lui, e lui dice nell'incontro abbiamo posto l'accento sulla rilevanza dei cosiddetti interventi settoriali che a nostro avviso dovrebbero diventare strumento davvero essenziale della PAC, al pari di quello dei pagamenti diretti a sostegno del reddito degli agricoltori. E cioè, tra le modifiche che il Parlamento può avanzare nel corso della fase di trilogo con Consiglio e Commissione, si potrebbe provare a inserire l'obbligo per ogni Stato membro di destinare agli interventi settoriali una percentuale del proprio budget prestabilita dall'Unione Europea. Nell'attuale proposta della Commissione invece è prevista ampia libertà in capo ai singoli Stati di allocazione delle risorse. Ecco, è il sistema appunto di avere, diciamo, risorse certe e prestabilite svolge una funzione strategica perché permette a questo punto di gestire meglio le risorse. Lei come trova questa richiesta e poi che cos'altro si può fare in tema di PAC? Guardi, io ero presente all'incontro ieri con i parlamentari italiani, in quanto io sono il coordinatore dei patrioti all'interno della Comagri, della Commissione Agri. Quindi conosco il problema. Ho detto nella riunione di ieri con Confcooperative che noi eravamo perfettamente d'accordo con le loro posizioni e ho fatto rilevare come allo Stato il sistema Italia, cioè parlo dei parlamentari italiani in Commissione Agri, ha tenuto, nel senso cioè che abbiamo rigettato al mittente, cioè alla von der Leyen, la proposta sulla PAC, le proposte sulla PAC sia per quanto riguarda il bilancio, il quadro economico pluriennale. Teniamo presente che c'è stata una riduzione dal 35% al 15% degli stanziamenti per la politica agricola comune. Questa è la cosa grave. Cioè su un bilancio che da 1.300 quasi 1.300 arriva a 2.000 miliardi, la PAC da 390 miliardi è scesa a 298 miliardi, cioè è una follia. E devo dire che tutti i parlamentari di tutti i gruppi politici hanno evidenziato questa follia. Ma a questo si aggiunge, ecco, quindi la proposta della Confcooperative, si aggiunge anche un altro aspetto, che la PAC, che era come posso dire, un programma autonomo, è stato inserito in un fondo comune, per cui non si capisce più cosa deve essere utilizzato per l'agricoltura e cosa deve essere utilizzato per altri interventi come per le politiche di coesione. Su questo siamo tutti d'accordo, a rigettarla. Però siccome il Parlamento europeo ha una funzione, non ha una funzione di iniziativa legislativa, ecco, il legislatore nel senso cioè che può esaminare ed emendare i provvedimenti che vengono dalla Commissione. Questo è un provvedimento che viene dalla Commissione. Io mi auguro che l'impegno che i parlamentari di tutti i gruppi stanno dimostrando in Commissione Agricoltura venga mantenuto fino alla fine anche all'interno del Parlamento europeo, perché solo là possiamo noi dimostrare, tutti i gruppi politici. Io posso dare garanzie per quanto riguarda il mio gruppo politico, il gruppo dei Patrioti sarà strenuamente contro questa proposta della von der Leyen. Mi auguro che anche gli altri gruppi politici, così come stanno facendo in Commissione Agricoltura, lo facciano anche all'interno del Parlamento, della plenaria. È chiaro che questo è un ragionamento che va fatto man mano, come lei sa. La PAC entrerà in vigore nel 2028, noi abbiamo tutto il 2026 e penso anche un po' del 2027 per cambiare questa proposta, che è una proposta che
ammazza, scusi il termine pesante, letteralmente l'agricoltura. Posso fare alcuni esempi. Per esempio, si parla dei giovani e si dice che gli ultra 65 anni non possono avere i pagamenti diretti, che vuol dire ammazzare l'agricoltura, perché non c'è più la possibilità del trasferimento alle giovani generazioni, in quanto l'agricoltore che ha 65 anni deve chiudere se non già immediatamente la sostituzione. Cioè, ci sono cose che non reggono per nulla, e su questo devo dire che la delegazione italiana dei parlamentari europei è stata unanime nell'affermare questi principi che sto affermando ora io. Senta, e per quanto riguarda invece la gestione del rischio, perché anche qui dalle organizzazioni di categoria si chiedono delle riforme. Anche sulla gestione del rischio vi è una contraddizione all'interno perché la richiesta che era stata fatta anche qua unanimemente, ma con varie sfumature, ma la sostanza era la stessa. Qual era? La PAC si basava su due pilastri. Il terzo pilastro che noi chiedevamo era quello che all'interno della PAC ci fossero delle risorse per far sì che si potesse andare alla gestione del rischio, che vuol dire cambiamento climatico, che vuol dire tutto ciò che comporta come posso dire, dei danni, dei rischi appunto per gli agricoltori. Qua non soltanto non c'è il terzo pilastro, non c'è neanche il secondo, perché non si parla più dei pagamenti diretti, e quindi è chiaro che anche su questo è carente. E siccome la gestione del rischio viene inquadrata in questo fondo unico, in cui non si capisce quali risorse devono essere, dove devono essere prese, se deve essere presa dalla PAC o deve essere presa dal fondo unico, ecco che la situazione incomincia a diventare preoccupante veramente anche sotto questo profilo. Senta, per concludere, onorevole, ringraziandola del suo tempo e della sua disponibilità, quali Lo faccio saranno con ora? piacere. Grazie. Quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma il nostro impegno è quello di far comprendere, e per esempio il 18 ci sarà una grande manifestazione a Bruxelles, alla quale non saremo presenti noi perché coincide con la sessione di Strasburgo. Il nostro impegno è quello di combattere, e abbiamo il 15 una riunione dei coordinatori. Come lei sa, i coordinatori dei gruppi politici all'interno delle singole commissioni si riuniscono per stabilire i tipi di procedure che vanno percorsi per le singole materie, e qua si tratta ancora di assegnare i singoli file ai relatori. Noi lavoreremo perché quello che le sto dicendo possa diventare realtà, cioè gli emendamenti a questa proposta sia di bilancio, meno 90 miliardi non si spiega, sia di inquadramento della PAC all'interno di un fondo unico dove non si capisce chi fa cosa, e si razionalizza anche la possibilità di distribuzione, il che vuol dire che si impegnano i singoli stati a mettere loro delle risorse, mentre prima le risorse venivano espresse soltanto dall'Europa. Ecco, tutto questo noi lo faremo, e quindi il mio impegno è contrastare questa proposta della Commissione e far sì che cambi qualcosa, almeno sulla quantificazione del budget, e almeno come posso dire, sulla ritrovata autonomia della PAC, che per noi è essenziale per poter raggiungere degli obiettivi. Molto bene, la ringrazio e buon lavoro. Ma di niente, ci mancherebbe altro, grazie a lei. Qui Europarlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi, pronto ci sei? È con te che starei. Adesso mai, se qualcosa non va, poi cambierà. Vivi oggi la vita. Due, sul filo in due, apri il cuore con me. Parla di te,
fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, risponderò al primo squillo, incontrerò un ritornello, ti ascolterò senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Io sono sempre io, sono l'unica che capisce te e rivive con te la poesia delle piccole cose. Tu, ancora tu, ogni giorno di più, quando oramai io volavo più in là, fatalità, incontrarti per via. Fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, risponderò al primo squillo, incontrerò un ritornello, ti ascolterò senza parlare, ti amo, 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 fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo. A te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Alle 19:30 e 23 secondi avete ascoltato Raffaella Carrà con Fatalità del 1983. Le ultime zappe, signore e signori. Ho appena sentito che quel Gambiano, che dopo essere andato in escandescenza su un treno aveva in seguito con un morso staccato un dito a una poliziotta, oggi è stato assolto da un giudice perché si dice che non era in sé. Ma di questo passo dove si arriva? Clara da Sondrio, e nessuno può essere condannato se ciò che ha fatto non l'ha fatto con coscienza e volontà, dice il codice penale. Ma è così difficile da capire dai testoni di Bruxelles? Evidentemente ci sono interessi personali e di lobbies, Maurizio, che commenta la nostra chiacchierata con l'onorevole Stancanelli. Evidentemente siamo governati da incapaci non eletti dal popolo europeo, viva l'Ungheria, che conosco bene. Questo evidentemente è un commento sempre di Maurizio per quanto riguarda ciò che ha detto Sgiarto, il ministro degli esteri ungherese, grande artista ungherese, che non finanzierà la guerra in Ucraina. Ultime agenzie, la nuova inchiesta Mogherini, chiarita la mia posizione, Sannino lascia il SEAE, fiducia nella giustizia, rilasciati insieme a Zagretti, sono formalmente indagati per frode, possibile talpa dietro l'indagine. Il femminicidio in provincia di Ancona, si cerca il marito, picchiata appunto a morte in casa, si cerca il marito, era già stato arrestato per maltrattamenti. Ancora l'Ucraina, il Cremlino, Kiev nella NATO è tra i nodi chiave del negoziato, aperti al dialogo ma gli europei rifiutano. Giustizia, la russa insiste sul mini indulto per Natale, ma la maggioranza frena. Ecco, di questo ne parliamo adesso con Felice Manti, valentissimo inviato del Giornale, più del caso Tortora e del referendum sulla separazione delle carriere dei giudici. Dopodiché ci saluteremo con I ricchi e poveri, Seminna Moro del 1985. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora io stasera ho il piacere di ritrovare l'amico e collega Felice Manti, inviato de Il Giornale, valente inviato de Il Giornale. E Felice, senti, tu stamattina sei su Il Giornale con un bel pezzo che hai scritto e mi ha fatto molto piacere, dedicato alla memoria di Enzo Tortora, perché tu hai parlato con la sua compagna Francesca Scopelliti, che presiede il comitato per il sì alla separazione delle carriere. Ecco, come sono andate le cose? Allora, diciamo che c'è più di un comitato, per fortuna o purtroppo, perché ovviamente la vittoria del referendum, diciamo, consente a chi organizza un comitato referendario di come dire, portare a casa anche dei soldini, e quindi è un investimento anche
in termini politici, perché intorno a ogni comitato si coagulano, diciamo, dei gruppi di interesse, delle pressioni, delle corporazioni. Sì. Al momento, diciamo che i comitati più importanti per il sì sono sicuramente questo, presieduto dalla compagna di Enzo Tortora, Francesco Scopelliti, già parlamentare di Forza Italia in un paio di legislature, che in questo dovrebbe avere l'appoggio quantomeno politico, se non organizzativo, di Forza Italia. Poi esiste un altro comitato del sì che merita, diciamo, una citazione, che è il comitato in cui c'è anche l'ex presidente delle Camere Penali, Sì. che, diciamo, ruota intorno alla Fondazione Einaudi, presieduta da Benedetto, che tra l'altro di cui io presenterò il libro ad Atreju il prossimo mercoledì alla festa di Fratelli d'Italia, Buono a sapersi. insieme a Maurizio Belpietro e a Pigi Battista e altri ospiti. Quindi diciamo che sono due fondamentalmente i comitati principali per il sì, ce ne saranno altri ovviamente, ognuno ha le sue sensibilità, però insomma questi mi sembrano i più importanti. Con la Francesca Scopelliti abbiamo discusso un po' di quella che era un po' la missione che Enzo Tortora in punto di morte le aveva lasciato. Lei fondamentalmente dice che il marito, il compagno, le ha detto: tu sei me e tu devi portare avanti questa battaglia di giustizia. Ora, come sappiamo, Enzo Tortora è stato protagonista di uno dei più gravi errori giudiziari, noi ne conosciamo qualche altro, Come no? ma diciamo lui è stato protagonista di un grande errore giudiziario perché viene tacciato da un presunto pentito di essere legato alla camorra. In realtà si tratterà di una colossale macchinazione. Una delle prime persone a cominciare a nutrire sospetti su come stava andando questa indagine fu Vittorio Feltri, il quale verificò che una serie di date in cui Tortora doveva essere con questi presunti camorristi non era neanche in Italia, per cui fu il primo a sollevare dei dubbi e infatti alla fine, come al solito, Vittorio Feltri, un grande professionista, ebbe ragione, era già diciamo al giornale, o meglio, era già diciamo in orbita giornale. Qual è la questione? La questione è che ovviamente Tortora fu vittima di un meccanismo spietato in cui ovviamente al pentito chiamato a comando venne dato credito. Il giornalismo, il sedicente genere di inchiesta che gli piace fare copia e incolla contro il C contro il V delle ordinanze e gli andò dietro. La credibilità di questo pentito era, diciamo, sin dall'inizio, diciamo, abbastanza discutibile, ma ovviamente non si fece caso a questa vicenda qui. La cosa inquietante di tutta questa vicenda di Tortora è che lui ovviamente venne eletto al Parlamento europeo e rinunciò alla candidatura, rinunciò all'elezione, alle guarentigie che gli dava l'elezione al Parlamento europeo per andare in carcere Sì. e scontare la sua pena in carcere da innocente. La cosa impressionante è che tutti i giudici che facevano parte del collegio che aveva condannato Tortora vennero promossi dallo stesso CSM, che in qualche modo ne aveva come dire, avallato le carriere. Per cui in buona sostanza la vicenda di Tortora è importante perché dimostra ancora una volta che la valutazione del singolo magistrato, del singolo giudice non era legata a dei successi, ammesso che possa essere giudicato su quanti arresti fa, su quanta gente mette in galera, ma queste sono valutazioni complesse, ma diciamo che certamente era ed è ancora per molti aspetti sganciato completamente da quelle che sono dinamiche di colpevolezza e innocenza, anzi a volte il grande caso giudiziario, il grande caso mediatico che coinvolge personaggi più o meno esposti porta un prestigio al PM che fa le indagini e al giudice che eventualmente lo condanna, che poi gli consente di fare carriera. E questa è una delle storture di cui parlava già il Tempore Calamandrei quando cominciò a discutere dell'ordinamento giudiziario e di come queste due carriere potevano via via essere diversificate. Come sappiamo è solo con l'introduzione del nuovo codice penale del 1989 che queste due figure andrebbero diversificate, perché in processo accusatorio il PM è il dominus dell'azione giudiziaria e il giudice dovrebbe essere terzo, ma come si è detto e discusso in questi anni in Parlamento, è difficile essere terzi quando le proprie carriere dipendono dallo stesso CSM in cui ci sono i PM e le correnti dei PM e io giudice e tu PM facciamo parte della stessa carriera, cosa che come sappiamo si è verificata più e più volte e ce l'ha spiegato Luca Palamara nei libri scritti con Alessandro Sallusti. Quindi il referendum utilizza giustamente la figura e il calvario giudiziario di Tortora per ricordarci che la giustizia di questo paese non funziona. Ci sono 35.000 più o meno persone innocenti che nel 1991, quando
diciamo, questo processo ha iniziato a dispiegare i suoi esiti nefasti, sono stati vittime di ingiusta detenzione e errore giudiziario, e questo scherzetto ci è costato circa 1 miliardo di euro di risarcimenti, e parliamo solo di risarcimenti che la gente è riuscita a ottenere dopo tanta fatica. Ancora oggi mi risulta che il povero Zuncheddu, che di galera se ne è fatto 30 anni, ha chiesto di essere risarcito, e ovviamente ancora il risarcimento è ben lungi dall'essergli assegnato, nonostante il palese e macroscopico errore giudiziario, ma ovviamente ce ne sono tanti altri di casi, perché come sappiamo l'Avvocatura di Stato in prima istanza dice sempre che l'errore giudiziario è colpa non del giudice che ha fatto le indagini, ovvero del giudice della condanna, del PM che ha fatto le indagini, ma del teste che ha in qualche modo col suo comportamento incoraggiato questa sua finta colpevolezza. Purtroppo è un dato su cui bisognerebbe riflettere, non si riflette abbastanza, e approfitto per dire che questa vicenda si salda a doppia mandata con la questione del sovraffollamento carcerario. Noi sappiamo che rispetto alla popolazione di 60.000 persone che possono ospitare le libertà galere, ce ne sono molti di più. Sappiamo che 1/3 di questi soggetti sono soggetti in attesa di giudizio definitivo, un buon terzo è legato a reati, diciamo, di droga, ed è una popolazione prevalentemente extracomunitaria, e solo un terzo fondamentalmente ha, diciamo, tra virgolette, pieno titolo a stare in carcere, perché le condanne sono passate giudicato e si tratta di pene superiori ai 4 anni, perché come sappiamo dopo i 4 anni ci sono delle pene alternative per l'uscita dal carcere. In questo caso si ragiona anche sul fatto che il Presidente del Senato, La Russa, ha chiesto una forma di indulto, cioè una forma di amnistia più o meno generalizzata per il fine pena di questi soggetti a cui manca poco più di 4 anni perché possono passare il Natale fuori casa. Non è un argomento di discussione, però si salda con la questione della giustizia, perché purtroppo in carcere ci sono molti innocenti dietro le sbarre, e quando parli di innocenti non significa necessariamente persone che non hanno commesso il reato per cui sono stati condannati, ma mi riferisco al fatto di alcuni soggetti che stanno in galera per espiare una colpa che non è tanto figlia della pena, è una pena che non è tanto figlia della colpa che devono subire, ma è figlia di un combinato disposto molto complesso. Il riferimento, e chiudo, è all'ex sindaco di Roma Gianni Leman, la cui colpa, tra virgolette, è non aver obbedito ai precetti del Tribunale di Sorveglianza e di essere, diciamo, animato da una passionaccia politica sterminata, per cui ha più volte, tra virgolette, disobbedito a quelli che erano, diciamo, le regole della sorveglianza legate alla sua detenzione domiciliare e quindi alla sua libertà vigilata, e per aver disobbedito a questo ordine, per aver fatto politica, è stato, diciamo, nuovamente condannato a espiare tutta la sua pena in carcere. Parliamo di un ex sindaco di Roma, ex ministro, che certamente non ha bisogno di essere rieducato col carcere, ma tant'è. Gianni Ramanni è ormai in carcere da più di un anno, se non ricordo male, e dal carcere manda in continuazione dei messaggi. Uno di questi messaggi, una parte di questi messaggi è diventato un libro che si intitola Emergenza Carceri, che è scritto insieme a un altro detenuto, e che è stato presentato nell'occasione in cui La Russa ha chiesto questa forma di indulto. Quindi il tema della giustizia, il tema di Tortora, il tema della detenzione e del svuota carcere, o quantomeno dell'emergenza carceraria, sono temi che ovviamente si intrecciano e che hanno come filo comune il fatto che in questo paese la giustizia non funziona. Senti, mi sembra abbastanza chiaro che l'anno prossimo ci sarà il referendum sulla giustizia, poi si dice che andremo a votare nella primavera del 27, ma immagino che la giustizia sarà centrale anche alle prossime elezioni e per il prossimo governo. Allora, la giustizia è centrale perché, al di là di tutto, al di là delle ricadute politiche che questa vicenda ha, e queste vicende hanno, la scarsa credibilità e la scarsa credibilità del sistema giudiziario ci costa ogni anno in termini di PIL e di credibilità. Sì. Tanti investitori stranieri non vengono a investire in Italia perché sanno che se finiscono nelle mirino di qualche PM ideologico, che vedi per esempio adesso la questione della fusione su MPS e Mediobanca, no? Ci sono dei reati fumosi che vengono contestati. Questa ipotesi di reato, che potrebbe tranquillamente essere vera come potrebbe essere non vera, saranno le indagini a dover dimostrare, sta creando un problema di credibilità al sistema bancario italiano, che faticosamente si era affrancato da tutta una serie di situazioni di stress e di come dire, difficoltà, perché appunto aveva in carico diversi crediti deteriorati, diverse situazioni difficili da gestire, molte banche in sofferenza e in difficoltà. La inchiesta giudiziaria lanciata a borse aperte, altra, diciamo, leggerezza che non sarebbe consentita neanche a un politico, di parlare di cose di borsa a borsa aperta,
ha certamente creato un danno reputazionale che fa riferimento appunto al fatto che la giustizia in questo paese ha delle, diciamo, dinamiche un po' diverse. Ovviamente non sto dicendo che l'inchiesta non sia in piedi, ma certamente una ricaduta economica di questa inchiesta, se questa inchiesta si dimostrasse essere un bluff, come qualcuno evidentemente lo giustamente sostiene, nessuno potrebbe risarcire l'investitore in borsa di questa, diciamo, di questo incidente, di questa perdita. Capisco che l'investimento in borsa è un investimento speculativo, però insomma da certe procure, da certi tribunali ci si aspetterebbe sempre un po' di prudenza e anche un po' di senso, diciamo, delle istituzioni che a volte invece non c'è. Quindi è pacifico che c'è un problema di giustizia e di credibilità della giustizia, è pacifico anche che la giustizia è un tema che non riguarda solamente il centrodestra, perché il centrodestra ha gli scheletri armati come qualcuno poteva sostenere tanti anni fa, ma riguarda in generale, ripeto, la stabilità di un paese, perché dalle carceri, dalla sanità, dalla giustizia, dai rifiuti, da tutta una serie di attività collaterali dipendono molte volte più, diciamo, la credibilità di questo paese dipende molto più da queste vicende che da una tenuta politica, una stabilità politica che pure questo governo sta dimostrando. Quello che sarebbe importante è la possibilità di svelenire il clima, e quindi una volta che il referendum deve andare con il sì o con il no, io ovviamente immagino che i sì siano in questo momento la maggioranza, mi auguro che la magistratura, che ha in questi anni utilizzato i processi e le inchieste come una leva politica, e questa cosa è innegabile, non perché l'ha detta il PM per strada o nei libri di Sallusti, ma perché è un fatto oggettivo, conclamato e documentato. Mi auguro che con questa vicenda si metta, diciamo, la magistratura rientri nel suo alveo democratico, la smette di essere in qualche modo la coscienza etica, il grido parlante, la smetta con questa volontà moralizzatrice di cui sembra animata, come per esempio è successo a Milano, in cui hanno contestato ai costruttori un utilizzo un po' forse spregiudicato, ma sempre nella norma dei regolamenti edilizi, e sì che la magistratura rientri nel suo alveo, che è solo e esclusivamente quello di applicare la legge che il Parlamento fa. La magistratura non deve contestare le leggi, se vuole contestare una legge ha diverse possibilità, tra cui ricorso alla Corte Costituzionale, cosa che avviene abbastanza spesso. Non è certamente andando in piazza organizzando i comitati contro una legge del Parlamento che la magistratura dimostra di essere superiore. Qualsiasi corporazione ha legittimamente il diritto di rivendicare una libertà e una autonomia, ma quella che è della magistratura è rivendicata nel modo peggiore, perché è un'autonomia, è una indipendenza che è sancita dalla Costituzione e che sono loro stessi i primi a non voler rispettare. Lo dimostra il fatto che purtroppo in questi 30 anni le porte girevoli tra aule di giustizia e aule del Parlamento sono state vorticosissime. Abbiamo avuto importanti magistrati antimafia, antiterrorismo, antipolitica, anti-centrodestra passare allegramente dalle ore tribunale alle ore parlamentari in nome e per conto di alcune indagini discutibili o meno che sono servite a questi soggetti per fare carriera. E questa è una cosa che è inaccettabile in qualsiasi paese democratico, non c'è tra destra e sinistra. Quindi io spero che questo referendum, immagino che vincerà il sì, possa servire a ridimensionare definitivamente anche la legittimità di alcune forme di protezione della magistratura che sono, ripeto, legittime sotto il profilo formale, ma si tratta sempre di un potere dello Stato che va contro l'altro potere dello Stato, e questa cosa crea una funzione all'ordine democratico molto più grave della presunta torsione dei diritti che questa riforma dovrebbe toccare. Molto bene, allora Felice, io ti lascio alle tue incombenze perché so che è un periodo molto incasinato per te, però ti ringrazio e al piacere di risentirci presto. Grazie a te, grazie ai tuoi ascoltatori per la pazienza. Quest'inverno sotto zero, come un film in bianco e nero, se mi innamoro. Metto un maglione e vado fuori, col pennello e coi colori, e lo coloro. E poi ti porto dove vuoi tu, un po' più in alto, un po' più su, dove nessuno ci trova.
su nell'immensità. Se mi innamoro devo fare qualche cosa di speciale, pensando a te. Aprire il cielo per scoprire dove il sole va a dormire,